Siamo con Alberto Stocco, noto imprenditore nel campo della ristorazione e del settore alberghiero, e siamo all'interno di una suite del tuo hotel. In virtù del riconoscimento UNESCO che abbiamo avuto pochi mesi fa, saranno tanti i turisti, soprattutto turisti di lusso, che arriveranno qui nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana. Che cosa chiedono? Prima di tutto questo è uno degli obiettivi. Sicuramente abbiamo bisogno di un turismo di qualità. Di lusso è una parola importante, però sicuramente di qualità, quindi che venga a scoprire il territorio con un'attenzione al territorio, lo rispetti e per questo ne diventi un testimone in giro per tutto il mondo. Cosa cercano? Cercano tante cose. Prima di tutto c'è un'attenzione al territorio importante, da cui deve partire proprio da noi questa attenzione, quindi un'attenzione alla ecosostenibilità. Moltissime richieste arrivano per la possibilità di ospitare anche dei piccoli animali, quindi abbiamo delle stanze dedicate proprio al cane, al gatto e anche ai piccoli animali, attraverso quelli che sono anche degli, come posso dirti, delle attenzioni particolari. Ad esempio abbiamo dei kit per i cagnolini che arrivano in determinate camere dove hanno proprio una possibilità di metterli a dormire e riposare, con anche la sua ciotolina, le sue cosine, che oggi sono richiestissime. Però allo stesso tempo voglio dirvi anche che questo, che oggi è una opportunità, va colta in tutti i sensi, nel senso che anche quello che riguarda la nostra offerta di ristorazione sta puntando a modificare la propria offerta rivolta proprio al turista, nel senso cercando tutti i prodotti più possibili a chilometro zero. In un resort di livello non può mancare la spa. Assolutamente, una delle cose che viene richiesta da una clientela internazionale per poter soggiornare sulle nostre colline, sicuramente la prima richiesta è la possibilità di vivere dei momenti di benessere, quindi la spa assolutamente è un messaggio importante e deve essere una spa di livello, perché chi viene qua da noi vuole stare bene sia nell'anima che nel corpo, ma anche dal punto di vista culinario e non gastronomico. Un'altra cosa molto importante da poter sviluppare è sicuramente l'aspetto di far vivere l'esterno della struttura, quindi passeggiate, molta attenzione oggi a quello che può essere il percorso ciclopedonabile, attraverso le colline, quindi far vivere e toccare con mano quello che oggi è il nostro territorio, e allo stesso momento anche di avere un momento, vediamo, è molto importante farli vivere anche un momento in piscina, perché oggi la piscina è uno degli elementi che la gente, quando ricerchiamo tutti noi attraverso il nostro internet, il nostro booking, i servizi della struttura, si cercano questo tipo di attività, quindi sicuramente la piscina è una cosa molto importante. Nulla tolgo che in una struttura di livello 4 stelle deve essere anche presente per il nostro segmento, il cicloturismo, anche le biciclette elettriche oggi più che mai importanti. Diciamo sempre, cerchiamo di lasciare i problemi fuori dalla nostra piccola struttura e farli vivere delle emozioni, delle sensazioni nuove. Ti dico che tutto il territorio si sta adoperando in questo senso, sono nati delle bellissime reti di impresa, delle bellissime situazioni. Cadalpoggio ne fa parte anche di una, che è Prosecco Hills, e tutti insieme stiamo lavorando per dare a queste persone delle esperienze nuove che possano far sì che distacchino completamente da quella che è la loro quotidianità. E gli operatori invece della ristorazione in un campo e del settore alberghiero dall'altro, come vengono formati qui? C'è un'adeguata formazione o su questo bisogna lavorare ancora un po'? Stiamo lavorando molto tutti quanti su questa nuova visione delle colline del Prosecco. Ricordiamoci che usciamo prima di tutto da un periodo negli anni 90 e 2000 in cui l'industria qui ha fatto da padrone, quindi il mercato business era quello principale. Oggi si è aperto questo nuovo segmento e sicuramente tutti quanti stanno investendo nella formazione e si stanno preparando per poter ospitare queste meravigliose persone che vogliono venire a scoprire questo territorio. Naturalmente siamo in evoluzione, dobbiamo adeguare anche moltissime strutture del territorio, però diciamo che tutti quanti stiamo lavorando in questa direzione. E senza violare quello che è il segreto professionale dell'albergatore, la richiesta più strampalata che ti è stata fatta in questi anni? Deve ancora arrivare.